Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Inchiesta Vasi Comunicanti scuote la sanità siciliana. Secondo il GIP il professore Tamburino era a conoscenza delle intercettazioni nei suoi confronti. Risulterebbero infatti sospette le sue dimissioni da tutti gli incarichi pubblici. Stromboli, l'eruzione si è fermata ma restano lo stato di allerta rossa e il divieto d'attracco sull'isola per tutte le navi non di linea. Catania fa i conti con la cenere dopo l'ultima eruzione dell'Etna. I centri di raccolta indicati dal comune costretti a interrompere il conferimento perché hanno raggiunto in poche ore la capienza consentita. Nella zona sud della Sicilia arrivano le navi della Marina Militare cariche di acqua per fronteggiare la crisi idrica. A Gela si aprono 2 pozzi. In Sicilia parte ufficialmente la stagione dei saldi estivi, scatta la caccia all'affare anche se gli sconti sono stati anticipati di qualche settimana dalle promozioni dedicate ai clienti fidelizzati. Acireale apre il suo belvedere al cinema d'autore. Dal 10 al 14 luglio una rassegna dedicata al regista palermitano Roberto Andò. Tra gli ospiti anche Ficarre Piccone e Tony Servillo. Calciomercato. In Serie B il Palermo ha raggiunto l'accordo per il difensore greco Nicolau. In Serie C il Catania è pronto a ufficializzare il terzino Anastasio. Karic a un passo dal Trapani. Ancora buongiorno, apriamo il nostro telegiornale con l'inchiesta Vasi Comunicanti che ha scosso la sanità siciliana. Il GIP, dice il professore Tamburino, sapeva delle intercettazioni nei suoi confronti. Sono 9 gli indagati, tra questi dirigenti medici e fornitori di dispositivi per la cardiochirurgia che hanno fatto scena muta davanti al GIP. Roberta Lunghi. È il 17 giugno quando, come un fulmine a ciel sereno, il professor Corrado Tamburino, direttore del Dipartimento di Cardiologia del Policlinico di Catania e docente di cardiologia all'università, annuncia in una lettera di commiato a colleghi e collaboratori la sua decisione di lasciare. Nelle intercettazioni dell'inchiesta Vasi Comunicanti, che ha portato a 9 arresti, tra i quali 4 dirigenti medici tra Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa, emerge che Tamburino avesse annunciato le sue intenzioni anche al direttore generale del Policlinico di Catania. Per la GIP Giuseppina Montuori questa scelta a 5 anni dal pensionamento è dimostrazione del fatto che evidentemente è venuto a conoscenza dell'attività di intercettazione nei suoi confronti. Tamburino, dalle carte dell'inchiesta che ha svelato un sistema di corruzione da parte di ditte fornitrici di dispositivi medici per interventi cardiochirurgici con mazzette mascherate in sovvenzioni per eventi formativi, sarebbe riuscito a fare acquistare i dispositivi TAVI a un prezzo maggiorato del 20%, con un relativo danno economico al Policlinico Rodolico San Marco per circa 1 milione di euro. In una conversazione a parlare sarebbero stati Marco Contarini, primario di cardiologia dell'Umberto I di Siracusa, e il palermitano Pietro Sola, anello di congiunzione fra i medici e le aziende, che avrebbero discusso del congresso del maggio scorso a Catania e del compenso chiesto per i 4 medici pronti a favorire le ditte interessate. Il prezzo sarebbe stato 10.000 euro ciascuno, cifra elevata secondo Rosa Vitale, anche lei ai domiciliari, rappresentante della Presi Farm, ma indiscutibile per il pretenzioso Antonio Micari del Policlinico di Messina. Intanto è stata scena muta da parte di tutti i 9 indagati negli interrogatori davanti al GIP, mentre dalla Regione è giunta la richiesta da parte dei dirigenti Iacolino e Requirez di una relazione esaustiva e puntuale relativa al percorso di acquisizione dei dispositivi oggetto di indagine ai direttori generali delle aziende ospedaliere Policlinico Martino di Messina e Rodolico San Marco di Catania e delle ASP di Siracusa e Ragusa. Un sedicenne è morto in un incidente stradale a Lentini nel Siracusano, violento l'impatto tra un'autovettura e lo scooter a bordo del quale si trovava appunto il giovane. Secondo una prima ricostruzione il sedicenne, che era alla guida di uno scooter con in sella un amico, si trova ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Stava percorrendo il tratto di strada tra via Solferino e via Agnone quando si è scontrato con un'auto. Sembra che il conducente della macchina sia scappato e poi in preda a una crisi di panico, ma è stato subito rintracciato. Adesso indagano i carabinieri.
Permane lo stato di allerta rosso a Stromboli, cambiamo decisamente argomento, anche se la situazione, almeno questa mattina, non è peggiorata e la colata si è fermata. Intanto continuano le riunioni e permangono le ordinanze di divieto di attracco sull'isola per le navi non di linea. Il servizio di Francesco Triolo. L'ultimo aggiornamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala come la colata lavica sulla sciara del fuoco di Stromboli, ripresa ieri sera, questa mattina sia arrestata a poche decine di metri dalla linea di costa senza raggiungere il mare. Al momento quindi non ci sono colate attive e anche l'ampiezza media del segnale sismico ha continuato a mostrare una stabilità dei valori. Si registrano invece continui episodi di rotolamento di rocce. A Stromboli comunque resta alta l'attenzione e il livello di allerta permane rosso. Questa mattina sono arrivate e sono state stoccate per 1 migliaio di brandine, così come previsto dai protocolli di emergenza fatti scattare dalla prefettura di Messina, che ha allertato le strutture sanitarie ospedaliere nonché le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno. In mattinata nuova riunione alla quale hanno partecipato il sindaco Riccardo Gullo, la protezione civile, le forze dell'ordine presenti nell'isola, che hanno preso atto dello stato attuale della situazione. La gestione dell'emergenza rimane dinamica in base all'evoluzione dei fenomeni di parossismo e rimangono attive le ordinanze del sindaco che vietano le escursioni e l'approdo alle imbarcazioni dei turisti mordi e fuggi. Adesso parliamo dell'emergenza cenere a Catania. Dopo l'ultima eruzione dell'Etna, i 2 centri di raccolta messi a disposizione dal Comune sono stati presi d'assalto, hanno esaurito la capienza in pochissime ore. Allora l'invito è quello di ripresentarsi lunedì prossimo. Intanto tutta la città è sommersa di cenere nera. Il servizio di Emanuela Corsi. Isola ecologica di Picanello presa d'assalto questa mattina da tanti cittadini che hanno depositato la cenere vulcanica raccolta presso la propria abitazione. La struttura di Via Gianni già alle 10:30 era satura e molti sono stati invitati a tornare lunedì mattina o a recarsi presso l'altra isola ecologica di Viale Terreno a Trappeto Nord. Tanta la delusione e le lamentele in questo primo giorno di smaltimento a Catania, che in molte zone è ancora sommersa dalla cenere. Da lunedì ci saranno 2 isole ecologiche itineranti, allestite una a Canalicchio su via Angelo Musco e l'altra invece al Gemellaro, zona Corso Indipendenza. Chiediamo appunto la collaborazione dei cittadini che portano questa sabbia vulcanica che raccolgono nelle proprie proprietà private. Andando in giro per il centro sono tanti i sacchi pieni di cenere davanti alle abitazioni. È stata fatta un'ordinanza del sindaco dove inizialmente non si sapeva la quantità di sabbia che sarebbe caduta e nell'ordinanza c'era specificato di lasciare la sabbia accanto alle proprie abitazioni, però questa cosa purtroppo non può funzionare perché la sabbia è tanta e chiediamo la collaborazione dei cittadini che la portano alle isole ecologiche. La cenere vulcanica depositata sui marciapiedi infatti potrà essere ritirata solo quando verranno confermate le disponibilità delle piattaforme negli impianti di conferimento. Una donna di 66 anni ha aggredito con le stampelle un autista soccorritore al pronto soccorso del Policlinico di Palermo. La donna, arrivata al triage, aveva chiesto di essere soccorsa immediatamente, ha visto l'autista e lo ha colpito più volte. Ci sono stati momenti di tensione che sono stati poi sedati con l'arrivo dei carabinieri che hanno denunciato la donna per interruzione di servizio pubblico. Ci spostiamo a Gela, nel sud-est della Sicilia, perché nei prossimi giorni a Licata arriverà una nave cisterna della Marina Militare per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese, le più provate dall'emergenza siccità. E a Gela intanto si lavora per aumentare la portata della distribuzione idrica attraverso l'apertura di 2 nuovi pozzi. Ci racconta tutto Gerry Italia. In Sicilia si cercano soluzioni per arginare la crisi idrica che da settimane ormai sta mettendo in ginocchio l'isola. Nei prossimi giorni a Licata approderà la Ticino, la nave cisterna della Marina Militare è già stata individuata e allertata per rifornire le città costiere dell'Agrigentino e del Gelese, le più provate dalla crisi. La nave si trova ormeggiata da Augusta, può trasportare fino a 1200 metri cubi d'acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. A Gela intanto si lavora per aumentare la portata della distribuzione idrica. In settimana dovrebbe essere operativo il primo dei 2 pozzi Pantanelli, che dovrebbe consentire di immettere progressivamente nella rete idrica cittadina fino a 15 litri al secondo in più, da integrare poi con i quantitativi previsti con il secondo pozzo, operativo entro un mese. Lo ha confermato il sindaco Terenziano Di Stefano dopo il sopralluogo dei giorni scorsi. Siamo pronti, manca il campionamento ed il risultato delle analisi che uscirà fuori e con molta probabilità già tra giovedì e venerdì della prossima settimana altri
13-15 litri al secondo in più verranno immessi nella nostra rete idrica. Questo permetterà a Gela di avere l'acqua un giorno sì e un giorno no, e quindi uscire da questa grave crisi che sta vedendo veramente una città in ginocchio, i nostri concittadini che sono veramente allo stemma. Il responsabile della protezione civile regionale, Salvo Cocina, intanto ha richiesto alle ATI, ai comuni, ai gestori e ai consorzi di bonifica un report urgente e dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi inseriti nel piano, in base al quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, stanziando i primi 20 milioni di euro. Adesso parliamo di politica regionale. È calato il silenzio sulle voci di rimpasto nella giunta Schifani. Luglio è arrivato, ma ancora non c'è traccia certa dei nuovi assessori. Da 2 a 4 dovrebbero essere i nuovi innesti in giunta, ma probabilmente bisognerà ancora attendere. Manlio Viola. C'era una volta l'esigenza di rimpasto rapido alla regione siciliana. A distanza di quasi un mese dalle elezioni europee che hanno disegnato un quadro di equilibri nuovo e diverso nei due poli di centrodestra e di centrosinistra in Sicilia, la pressione per la sostituzione di alcuni assessori nella giunta Schifani sembra essersi assopita. Quel rimpasto urgente e indifferibile fino a un paio di settimane fa sembra essere passato già nel dimenticatoio. Una buona notizia per il presidente Renato Schifani, che di rimpasto in senso stretto non vuole parlare, ma preferisce mettere a punto 2 o 3 pedine, magari sostituire qualcuno che proprio non ama, ma sostenuto invece dagli alleati. Sicuramente non vuole aprire il coperchio del difficile equilibrio interno alla maggioranza. Dunque un po' di silenzio per lavorare sotto traccia non guasta. In ogni caso si attende l'appello per Luca Sammartino, che ha chiesto al Tribunale del riesame la revoca dell'interdizione dei pubblici uffici. L'udienza si è tenuta il 26 giugno, il magistrato ha 30 giorni di tempo, quindi fino al 25 luglio per pronunciarsi. L'unica cosa certa è che bisognerà coprire il posto all'agricoltura e quello all'economia, quasi certamente anche quello al territorio e forse la sanità, ed assegnare la vicepresidenza, ma non ci sarà rimpasto di deleghe. Dunque da 2 a 4 nomi nuovi. Ma intanto incombono provvedimenti necessari come l'assestamento di bilancio e i passaggi sufficienti e preventivi per il 2025, per non trovarsi poi a dover correre a settembre per fare il bilancio previsionale. Non si sta meglio a sinistra, in particolare nel PD, dove si è aperta la stagione precongressuale in un clima da resa dei conti. Il capogruppo all'Ars, Michele Catanzaro, punta al posto di segretario di Anthony Barbagallo. I Dem alle elezioni hanno resistito con le unghie e con i denti, ma non basta se si vuole essere veramente alternativa alle prossime regionali. Adesso cambiamo decisamente argomento, perché oggi è il primo giorno di saldi in Sicilia. A Catania sono molti i cittadini e i turisti per le vie dello shopping a caccia degli affari. E pensate che in poche ore è riuscito già a spendere 400 euro. Emanuela Corsi. Al via i saldi estivi in Sicilia, dove secondo le stime saranno oltre 800.000 le famiglie che approfitteranno degli sconti per fare acquisti. Qui siamo a Catania, dove già di mattina sono tanti i cittadini e i turisti in giro per le vie dello shopping a caccia di affari. Siamo in fase di esplorazione. Ma state pensando di comprare? Pensiamo qualcosa. Cos'è sì. che vi interessa di più? Beh, in genere l'abbigliamento. Ma quali sono gli articoli più acquistati? Scarpe, la sua solita malattia, che poi è anche la mia. In questo momento delle scarpe. Qualche magliettina, qualche pantaloncino per l'estate. Secondo Confcommercio Sicilia, ogni nucleo familiare spenderà in media circa 160 euro, ma c'è anche chi non ha un budget o spende molto di più. Non ho un budget, non ho niente di preciso da acquistare, guardo un po'. Ho già speso 400 euro. Bene, e continueremo così? No, spero di finire per oggi così, va bene. Ah, solo per oggi? Sì. Per oggi basta, domani vedremo. Ah, quindi uno al giorno? Sì, toglie il medico di torno. Qualche commerciante ha anticipato di alcuni giorni i saldi con delle vendite promozionali. Le associazioni dei consumatori però raccomandano di fare attenzione ad eventuali truffe. Il commerciante ha l'obbligo di indicare, oltre che la percentuale di sconto e il prezzo finale, anche il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni precedenti i saldi. Poi ricordate che avete diritto di provare gli indumenti, che la garanzia anche in periodo di saldi è di 2 anni. Conservate gli scontrini e ricordatevi sempre di comprare originale, perché vi conviene.
Seguiremo i consigli. Adesso invece parliamo di spiagge della provincia di Ragusa raggiungibili da tutti, e questa è l'iniziativa di Mare Senza Frontiere che grazie alla sinergia tra l'ASP e gli 8 comuni sul mare agevola l'accesso alla spiaggia e proprio al mare ai disabili fisici e psichici. Ci dice tutto Veronica Barbarino. Un mare accessibile a tutti è un mare senza frontiere. Torna per il 6º anno consecutivo il progetto dell'ASP di Ragusa, con gli 8 comuni della provincia eblea, per garantire e migliorare l'accessibilità alle spiagge da parte dei disabili fisici e psichici. Il progetto mette a disposizione passerelle ad hoc per raggiungere il gazebo in spiaggia e ripararsi dal sole, la presenza dei volontari qualificati dell'assistenza sociosanitaria, le sedie Jobs per garantire un bagno nell'acqua trasparente del litorale ibleo. È una cosa, questi gazebi, questo Mare Senza Frontiere, meravigliosa per noi. Ci dà l'opportunità di andare a mare a noi che non ce la facciamo, c'è l'aiuto dell'OS che ci portano in acqua con la sedia. Il servizio sarà garantito gratuitamente tutti i giorni fino al 31 agosto, grazie alla presenza di 2 operatori per ognuna delle 10 postazioni individuate lungo gli arenili da Acate a Ispica. Noi li aiuteremo a farsi il bagno a chi lo vuole fare. Li intratteniamo, stiamo qua con loro e facciamo amicizia. Lo scorso anno 261 persone disabili hanno usufruito di questo servizio e anche quest'anno l'obiettivo è garantire pari opportunità e benessere diffuso. Adesso parliamo di cinema perché Acireale apre il suo belvedere al cinema con la prima rassegna dedicata a un grande protagonista della cinematografia italiana, il regista palermitano Roberto Andò, che sarà presente proprio ad Acireale tra il 10 e il 14 luglio. Con lui ci saranno anche molti degli attori dei suoi film, da Ficarra e Picone a Tony Servillo. Ci dice tutto Eva Spampinato. Le stranezze di Roberto Andò, da Tomasi di Lampedusa a Luigi Pirandello, è la prima rassegna cinematografica organizzata dal comune di Acireale e vedrà i grandi nomi del cinema italiano presenti in città dal 10 al 14 luglio, con proiezioni serali alla Villa Belvedere precedute da talk con i protagonisti. Un evento culturale importante di livello nazionale e anche internazionale, ci aspettiamo tanta gente e soprattutto del buon cinema e ringrazieremo appunto Roberto Andò per i film che ci ha donato e per quello che sta facendo non ultimo a Palermo in questo momento. Siamo contenti, all'interno del cartellone ACI 2024 arricchiamo questo cartellone con una rassegna cinematografica, quindi una rassegna di livello culturale molto alto. La direzione artistica è curata da Mario Patenè, che per inaugurare la prima edizione della rassegna cinematografica di Acireale ha scelto Andò come esempio siciliano eccellente, un uomo dal grande spessore culturale che ha conosciuto e dialogato con i più grandi della letteratura, da Leonardo Sciascia a Umberto Eco fino ad Andrea Camilleri. Io sono molto felice di venire, sarò lì dal 12 al 14 e non vedo l'ora di poter partecipare a queste serate. Dal 10 al 14 luglio dunque Acireale ospiterà assieme al regista anche alcuni dei protagonisti dei suoi film: Ficarra e Picone, Tony Servillo, Donatella Finocchiaro, Valeria Solarino, Antonio Catania, Isabella Aragonese, David Coco. Adesso ci spostiamo alla Villa Bellini di Catania, che ha inaugurato la nuova stagione del Catania Summer Fest. Tra i prossimi artisti in arrivo 2 rapper amatissimi dai giovani, Salmo e Noiz Narcos, che ci raccontano da vicino cosa vedremo sul palco Etneo il 12 luglio. Tra la folla come Banksy sono diventato grande più di gas. Hellraiser è il tour di Salmo e Noiz Narcos, 2 facce diverse della stessa medaglia, fatta di rap hardcore che non ha bisogno di fronzoli o diversivi. Il primo tagliente, scenico, maidomo, il secondo oscuro, denso. I 2 artisti saranno live a Catania il 12 luglio alla Villa Bellini e ripercorreranno i loro successi, oltre a presentare per la prima volta dal vivo i brani del loro joint album. E proprio della dimensione live del concerto parlano i 2 rapper. È un live puramente hip hop, è proprio quella roba lì, un live molto hardcore, bello pesante. Ci sono un po' di chicchette dentro, molto fiche, non possiamo svelare niente, chi sarà al live lo vedrà, però devo dire che è molto esclusivo e molto fico, ci sono delle cose che non ho mai visto nei live.
Due caratteri opposti ma complementari, forti del loro passato, della gavetta, ma anche del loro talento. Il disco è un manifesto di ciò che li caratterizza e li unisce, un immaginario che attinge dal rap, dall'hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere. Entrambi abbiamo abbastanza banger ben conosciuti per essere performati live, quindi comunque la dimensione live sia mia che sua, diciamo che è la dimensione più forte dell'artista. Il mio rap Champions League col mio team sempre più up, come se scendessi in strada con tu club. Non ci fotti perché sei smart, killer dentro il block, suona pure dentro il tuo blocco. Abbiamo scelto pure di mettere una componente teatrale tra virgolette, però comunque la sana e vecchia scenografia fatta dalla manodopera di persone che la sanno fare, hanno fatto un lavoro della Madonna e sono uscite fuori delle cose incredibili. Bene, adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di calcio, anzi di calciomercato, perché da domani il Palermo sarà in ritiro a Livigno, però ha raggiunto un accordo con il difensore greco Nicolau. Il terzino Anastasio invece sarà il prossimo acquisto del Catania. Karic a un passo dal Trapani. Ci racconta tutto Sergio Colosi. In casa Palermo definita l'operazione con lo Spezia, che porterà in rosanero il difensore greco Nicolau, secondo rinforzo dopo il portiere Gomis, mentre al club bianconero si trasferiranno l'attaccante Soleri, forse rimpiazzato da Pedro Mendes dell'Ascoli, e Aurelio in prestito. In attesa di capire il futuro di Brunori, allettato dal sogno di giocare in Serie A, il Palermo è la prima siciliana ad aprire a Livigno la serie dei ritiri estivi. Per il Catania attesa l'ufficialità del terzino sinistro Armando Anastasio, in arrivo dalla Casertana, dove la scorsa stagione ha disputato 39 partite, realizzando 2 reti. Per il 27enne napoletano pronto un accordo pluriennale. Altri obiettivi rossazzurri: l'attaccante Varela, che la Reggiana vorrebbe valutare in ritiro prima di privarsene, e il mediano De Rose, pupillo di Toscano, che però dovrebbe ridurre le proprie richieste. In concorrenza con l'Avellino piace il centrocampista Sunas del Catanzaro. Di pari passo alle novità cammina il tema dello sfoltimento dell'organico, passaggio fondamentale in vista del ritiro di Assisi. Attivo il Trapani, che aggiunge il centrocampista sloveno Nermin Karic dal Benevento all'attaccante Canutè e ai prolungamenti contrattuali degli ex giallorossi Kragl e Sabatino e dell'albanese Balla. Sciotto continua a tenere in ansia i tifosi del Messina. Tratta la cessione del club ad un fondo americano e dà mandato a Pavone di lavorare alle prime operazioni di mercato, nel segno di un'ormai tradizionale confusione estiva giallorossa. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito, prima però vi ricordiamo che la prossima edizione del nostro notiziario sarà più tardi alle 20. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.